come dire, per raggiungere le anime nostre, le anime di chi è assetato della santa parola di Dio. Gloria al Signore. Vogliamo leggere in Giovanni, capitolo 10, dal primo verso. Alleluia. Giovanni, capitolo 10, dal primo verso. Alleluia. Andiamo, se volete, anzi, mettiamoci in piedi, onoriamo la parola del Signore. Gesù il buon pastore è il titolo. In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo vive, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Prego, potete accomodarvi. Gloria a Dio, Gesù è il buon pastore. Il pastore si prende cura del suo gregge e in verità dobbiamo imparare a guardare non solo al pastore che abbiamo davanti in chiesa, perché il pastore che c'è in chiesa è fallibile. Siamo uomini e possiamo sbagliare, ma soprattutto dobbiamo imparare a guardare il sommo pastore, al pastore che è più grande in assoluto. E Gesù dice, parlando ai suoi e quindi parlando anche a noi questa mattina, dice: in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro
è un brigante. I discepoli non hanno capito questa similitudine. Fino al verso 6 c'è questa similitudine che Gesù fa riguardo al ladro, al brigante, alla porta nell'ovile. Ma sicuramente è facile comprendere che solo entrando per la porta dell'ovile le pecore sono al sicuro. È vero? E più avanti spiega Gesù chi è la porta dell'ovile. È Lui la porta dell'ovile. Amen? Quindi solo per Gesù c'è salvezza. Ma ancora anticamente i pastori facevano da porta nell'ovile, si coricavano proprio davanti dove si entrava e usciva nell'ovile. Per questo il pastore ha anche la porta. Perché si coricava lì? Per sorvegliare le pecore. Se una pecora di notte usciva, lui per forza se ne accorgeva, perché doveva passare sopra di lui. Amen. E quindi questo accostamento che fa Gesù è meraviglioso. Io sono la porta dell'ovile. Ci sentiamo al sicuro con Gesù. Proprio in questo momento, il tempo che stiamo vivendo di insicurezza, di paura, molti hanno paura, qualcuno non ne ha, ma molti hanno paura. Gesù è la nostra protezione. Amen. Gloria al Signore. L'altra similitudine che fa Gesù, parla che Lui è il buon pastore, Lui è la porta, ma parla anche del ladro, del brigante. Figure che rappresentano coloro i quali non hanno cura delle pecore, ma colui il quale vuole la pecora, non per curarla, ma per fargli del male. Chi è questo? È il nemico, vero? Ne parla anche come il mercenario. Gloria al Signore, come il lupo, il ladro, ruba le pecore al pastore, ma ruba anche quello che il buon pastore mette dentro le pecore. Cosa mette il buon pastore dentro ogni pecora? La sua pace. La gioia. Cosa mette Gesù dentro di noi? La pace, la gioia, l'amore, la calma, la serenità. Avere Gesù dentro è proprio questo, avere pace, amore, serenità. Il ladro vuole rubare, prendere quello che Gesù ci ha donato quando l'abbiamo accettato nella sua vita. Ora sta a noi non permettere che il nemico entri nella nostra vita. Dobbiamo saper riconoscere quando parla il nemico e dobbiamo saper riconoscere quando parla il nostro pastore. Amen? Le pecore che appartengono a Cristo sanno riconoscere quando Gesù parla. Amen? Le pecore che appartengono a Cristo Gesù riconoscono la voce del buon pastore, che in un momento di inquietudine, in un momento di tempesta nel cuore, quella voce giunge e ti dice: stai sereno, stai tranquillo, io sono con te. Amen? Alleluia. Mentre l'altra voce ti dice:
Dov'è il Signore? Ti ha abbandonato. Perché non si fa sentire qui, in questo momento della tua vita, in questo bisogno che tu hai? Dobbiamo imparare a riconoscere la voce che viene da Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato. Amen, crediamo questo? Alleluia. Non c'è altro mezzo di salvezza, non c'è religione che possa salvare, non c'è un nome oltre quello di Gesù che può salvare. L'unico nome è Gesù. Amen. Alleluia. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà. Gloria a Dio. Ci fa comprendere che in Gesù noi troviamo la vera libertà. Amen. Siamo costretti dal Signore, ci costringe, ci lega con una catena, siamo liberi. In Gesù io ho trovato la vera libertà. Sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura da mangiare, cibo per l'anima. Amen. Questa mattina la parola di Dio che stiamo meditando, che abbiamo letto, è cibo per l'anima nostra. Alleluia. Ecco perché in contrapposizione al messaggio che arriva dal mondo c'è un messaggio che mai passerà, che è quello della grazia di Dio. È un messaggio che ancora oggi è potente ed è valido, che Cristo Gesù è il Figlio di Dio, che è morto ed è risorto. Amen. Alleluia. Che è risuscitato, vive ancora il Signore ed è alla destra di Dio Padre e intercede per noi. Amen. Gloria al Signore. Ora, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Purtroppo il ladro riesce a volte nel suo intento. Quante volte riceviamo dal Signore, alleluia, poi usciamo dalla Chiesa, una circostanza, o a volte anche un rapporto viene utilizzato non dal Signore ma dal ladro per rubarci quella pace che abbiamo ricevuto prima in Chiesa, per rubarci quella benedizione che abbiamo ricevuto nella casa del Signore, quando, come in questa mattina, siamo insieme alla presenza di Dio. E purtroppo il ladro riesce a fare tutto questo, a rubare, a ammazzare, a distruggere, perché noi gli abbiamo dato campo libero. Perché quando dovevamo fermarlo non siamo riusciti a fermarlo. Alleluia. Dio ci dia grazia di avere quel discernimento spirituale e capire come il nemico costruisce attorno a noi quelle trappole per poi farci cadere. Ecco, chi appartiene a Cristo, chi conosce la voce di Cristo, sa riconoscere le macchinazioni di Satana che vogliono farci cadere. Vuole che perdiamo quella gioia di vivere che il Signore invece ci dà. Amen. Vuole che perdiamo quella pace che nessuno potrà mai darci. Vuole che perdiamo anche quella comunione che abbiamo dentro di noi con lo Spirito del Signore. Alleluia. Io sono il buon pastore. Alleluia. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Gesù è venuto per uno scopo, per darci vita, e vita in abbondanza. Amen. Alleluia. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e disperde. Alleluia. Il meccanismo che usa il diavolo è sempre quello. Nel corso degli anni l'ho capito, non cambia, usa sempre un metodo: inquinare il nostro cuore. Prima ti fa vedere delle cose belle e le confonde insieme tante volte alle cose del Signore, le sa confondere, le mescola e tante volte ci inganna. Poi quando ti prende e riesce nel suo scopo allontanandoti dal gregge, non pensare che lui si prenda cura di te, ti lascia e ti abbandona. In tanti anni, in 18 anni, grazie a Dio, che predico la parola di Dio, che faccio il pastore, ho visto sempre questo. Le anime pensano di non stare bene nell'ovile, pensano che non è questo l'ovile e vanno via. Pensano, ma quello che pensano gli è messo in testa da quello che è il ladro, il lupo, il brigante, il mercenario. Pensano che questo non è il loro posto, che possono trovare pastura, spiritualmente parlando, in altri ovili. Ma Gesù ci dice che c'è un solo ovile, c'è un solo gregge e c'è un solo pastore. Amen. Alleluia. Puoi mai pensare di stare bene lontano dalla Chiesa, lontano dalla grazia di Dio, dalla comunione fraterna? No. Se pensi questo, non è un pensiero che viene da Dio, è un pensiero che viene dall'alto. Ti sta rubando. Ti sta rubando perché tu appartieni a Cristo. Ti sta rubando, ti vuole togliere dal gregge del Signore. Pensa a questo. Pensa che il buon pastore ha dato la sua vita per le sue pecore. Amen? Alleluia. Non permettiamo al lupo, al mercenario, al ladro, al brigante, alleluia, di farci del male. Restiamo nell'ovile del Signore. L'ovile è protezione. L'ovile non è lasciato così, senza confini, no. Il buon pastore costruisce dei confini, fa una bella recinzione e poi è lui a chiuderla. Si mette là davanti, si è protetti. Amen. Gloria al Signore. Io sono il buon pastore e conosco le mie. Gesù ci conosce. Ho potuto vedere, proprio constatando, ho visto che pastori che anche per strada pastorano un gregge. La cosa bella che ho notato è che quando una pecora si allontana, no? Il pastore alza la voce, oh! Oppure la chiama per nome, Bianchina! Non se l'avete vista, è vero, l'ho visto con i miei occhi. Oh, quella pecora sente la voce e ritorna di nuovo. È meraviglioso l'accostamento. Per questo Gesù parla in similitudine, per farci comprendere. È meraviglioso. Oh! Qualcuno la chiama per nome, Bianchina per esempio.
poi basta solo un voce così, già capiscono il timbro della voce. Le mie pecore conoscono la mia voce. È meraviglioso questo accostamento, Amen. Ora dobbiamo camminare insieme, muoverci insieme e camminare insieme, pascolare insieme, sapendo che è il Signore che ci guida, è Lui che ci dice: qui puoi mangiare dell'erba, è Lui che ci conduce. E non posso non leggervi il Salmo 23. Gloria al Signore. Salmo di Davide, molto conosciuto. Il Signore è il mio pastore. Amen? Lo possiamo dire anche noi: il Signore è il mio pastore. Amen. Alleluia. Mi ricordo una volta un fratello, abbiamo fatto una scuola biblica insieme in Germania, un ragazzo, e allora ci chiedevano l'appello, facendo l'appello: chi è il tuo pastore, la tua chiesa di provenienza? No? Giunto a sto fratello dice: il mio pastore è Gesù. Amen. Abbiamo riso, no? Perché fondamentalmente è vero, il nostro pastore è Gesù. Però in quella occasione il fratello lo sapeva: chi è il tuo pastore, no? Per conoscere magari chi è che ti ha mandato, e magari farsi un'idea, no? Gloria al Signore. Il Signore è il mio pastore. Amen. Però anche un carro del bordo del mio pastore, di chi mi ha cresciuto spiritualmente. Se uno dovesse dire: chi è il mio pastore? Il mio pastore di origine è Ragusa Giuseppe, mi ha cresciuto, no? La chiesa dove sono nato, dove sono cresciuto, ho fatto i primi passi. Poi sono venuto qui da Treviso, ho avuto un altro pastore, fratello Bocco, è stato anche il mio pastore. Ora mi trovo io ad essere anche pastore, ma gloria a Dio. Anch'io posso dire: il Signore è il mio pastore. E noi dobbiamo dire: il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. Come conseguenza di questa verità è che nulla mi manca. Cosa fa mancare il buon pastore al suo gregge? Nulla. Non ti mancherà mai nulla se stai con il buon pastore. Se scegli di stare nell'olive, pasturato dal buon pastore. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Amen? C'è il momento, certo, non è che il buon pastore ti tiene sempre legato, stai lì nel recinto. C'è il momento che, cosiddetto tra virgolette, di libertà, no? Ma sempre tutto nella guida, nella sorveglianza del sommo pastore. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora il corpo. Egli mi ristora l'anima. Conosci qualcuno che può ristorare l'anima? Solo Gesù può ristorare l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia e lo fa per amore del suo nome, perché lui non può mai rinnegare se stesso. Io amo le mie pecore perché do la mia vita per loro. Amen. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Amen. La pecora ha piena fiducia del suo pastore. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché so che tu sei con me. Amen. Ma cos'ha il pastore? Ha le mani libere. Ha un bastone e una verga. Il tuo bastone e la tua verga ti danno sicurezza.
ogni colpo ogni tanto ci vuole, o no? Alla pecorella non solo la voce da lontano, a volte è necessario che poi il pastore si avvicina con il bastone, a me, ma questo la pecora comprende, è conseguenza dell'amore che il pastore prova per lei, a me. Gloria a Dio. E quell'altro attrezzo credo sia la verga, quello che dà il corpo, ma il bastone quello che è fatto se ricurva, no? Cosa serve? Perché con quello tu stendi il bastone, lo prendi per il collo, dove vai? Stai qua. Ci tiene il Signore a noi, a me, come noi teniamo i nostri figli. Dove vai? È un po' necessario tirare le redini, vero? Perché altrimenti non comprenderanno mai i limiti. Gloria al Signore. Ecco che il buon pastore usa anche l'attrezzo per prendere la pecora dal collo. Alleluia. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. A me? Per me. Lo fai per me. Tu imbandisci una tavola, segno di benedizione per la vita, abbondanza. I miei nemici lo vedono. Sotto gli occhi dei miei nemici tu fai vedere che tu mi benedici, Signore. Cospargi di olio il mio capo. Mi doni il tuo spirito, Signore. E la mia coppa trabocca, il mio essere trabocca. Cosa vuol dire trabocca? L'abbondanza. Esce anche di fuori. Sapete perché? Perché Dio non dona mai con misura. La sua misura è pigiata, scossa e traboccante. Amen? Cosa vuol dire questo? Che quando il Signore dà generosamente. Metti in un sacco, no? Dici, qua non ce ne va più. No, ancora ce ne va. Scuoti un po', si assesta tutto, c'è ancora spazio e metti. Amen? Poi c'è il livello lì, no? Il Signore vuole ancora mettere perché tu possa traboccare. Quello che trabocca non deve essere disperso. Sai a cosa serve? Per riempire altre coppe vuote. Amen? Cioè, chi ha il Signore riesce anche a dissetare altri. Chi si disseta da Gesù riesce a dissetare altri. Amen. Gloria al Signore. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Le pecore del Signore hanno questa certezza. Non sono mai nel dubbio. Chi appartiene a Cristo ha questa certezza. Certamente beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Cosa vuol dire questo? Che la tua vita non ha mai problemi, non avrà mai delle difficoltà, no, ma anche nelle difficoltà beni e benignità da parte di Dio ti accompagnerai. Affronterai le difficoltà, ma avrai sempre la benedizione di Dio nella tua vita. La sua protezione e la sua guida, Lui sarà sempre davanti a te. Amen? Alla fine potrai dire: io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni, per l'eternità. Amen? Alleluia, perché? Perché il Signore è il tuo pastore. Hai fatto di Gesù il tuo pastore. Impariamo a riconoscere la voce del buon pastore che ci parla. Impariamo anche a vedere negli altri a volte strumenti lasciati nel nemico per suscitare in noi quella parte che invece è sepolta.
Non so se riesco a spiegare. Il ladro, il mercenario. Guardate che astuto. Impariamo a capire che la persona che è in quel momento contro di noi non è lei, non è la persona. Dobbiamo pregare il Signore per quella persona e dire: nulla mi toglierà l'armonia, la pace, la comunione che ho con Dio. Amen. Molto può ritirarsi a pregare che affrontare invece un dibattito sterile. Molto può la preghiera. Ritirati in preghiera, prega il Signore e nulla ti ruberà la pace, l'armonia, la comunione, l'amore, la gioia che il Signore, come buon pastore, ha messo nella tua vita. Amen. Gloria al Signore. Vogliamo adesso, dopo aver letto la parola di Dio, aver meditato la parola di Dio, ascoltato insieme, rivolgerci alla preghiera. Vogliamo pregare il Signore. Chiniamo il nostro